Finalmente credo siamo arrivati a una sostenibilità concreta e non a una sostenibilità soltanto dichiarata e poi poche volte confermata e dimostrata. Siamo qui a Susegana questa sera, al Comune, che ringraziamo per aver organizzato questo convegno, per, almeno nel mio caso, portare il messaggio di cosa il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sta facendo nei termini della sostenibilità. Un argomento che non può assolutamente essere rinviato, è un argomento che addirittura nel nostro caso è stato già iniziato e affrontato nel 2013, quando per la prima volta è stato realizzato e divulgato il protocollo viticolo. Con il passare del tempo il protocollo viticolo si è sempre più arricchito di altri argomenti, quindi non solo la difesa e non solo l'attenzione per i principi attivi maggiormente impattanti sull'ambiente, fino ad arrivare nella versione di quest'anno dove accanto alle tecniche di difesa del vigneto si prendono in considerazione anche la gestione del suolo, l'attenzione a tutte quelle che sono le emissioni inutili, il riciclo della sostanza organica o comunque delle materie secondarie, quindi una serie di argomenti che vanno verso il tema di un'agricoltura o di una viticoltura rigenerativa. Quindi su questi argomenti il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene è impegnato da adesso fino in avanti, ma da dire anche, da ricordare che pochi mesi fa è stato presentato il primo rapporto di sostenibilità del Conegliano Valdobbiadene, uno dei pochi casi a livello nazionale, e l'appuntamento, ci si è dato un appuntamento fra 2 anni proprio per dare il tempo in questi 2 anni di mettere a fuoco alcuni obiettivi che ci siamo posti. Per cui bene la sostenibilità, ma una sostenibilità che deve essere concreta, deve essere portata a casa dai viticoltori, deve essere accompagnata con loro e deve essere poi dimostrata nel momento in cui i programmi cominciano ad arrivare verso il termine.